resta tu, resta con me. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me ne moro così guardando te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così, seppure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire perché. Te voglio bene assai, che ti dicevo che non nascondo mai. È una passione che forte una catena che mi addormenta l'anima e non mi fa cantare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buon venerdì 11 ottobre! Ben ritrovati amici di Barletta Nest, amici miei, Teatro Curci. Tu sei una mala femmina, Eraclio, Fabio, buongiorno signorine. Lori. Non te posso scordare. È stato belle te, oh sole mio, di fronte a te, la canzone più bella di tutti gli anni, oh sole mio. E niente amici, ieri siamo stati al circo a fare una passeggiata, vi posso garantire che è veramente, non è più il circo di una volta. E poi io non sono contrario perché io ho una cultura che da bambino ho visto sempre gli animali nel circo, però
rispetto il vostro pensiero, ma non sono d'accordo, non condivido, che poi si fa anche una forma pubblicitaria, perché noi siamo dei caproni, dove va il vento così andiamo noi, dove butta il vento ci buttiamo là. Io non sono d'accordo, perché gli animali, cioè, il circo io da bambino l'ho visto sempre così e sono cresciuto con questa cultura, con questa mentalità. Poi siamo diventati tutti animalisti, tutti progressisti, tutti ambientalisti, e poi fate qualcosa per queste cose, cioè per queste cose che voi siete ambientalisti, animalisti. Cioè, io ripeto, non voglio entrare nel discorso però a volte si esagera veramente, si esagera, che poi noi siamo, te lo ripeto, come la corrente. E niente, il circo, a me dispiace per quella gente che ci vuole guadagnare un po' di pane, è veramente deprimente per come vivono, che cosa fanno, e a me dispiace. Io vedo nel lato umano della persona, dove uno vuole guadagnare il pane e però c'è da dire che, ripeto, è un argomento un po' molto serio e molto particolare, però non dobbiamo essere sempre cioè, o tutti o niente, no? Perché bisogna essere anche ponderate le cose, cioè, se tu, come io devo rispettare il tuo pensiero, tu devi rispettare il mio pensiero, perché ho letto certi commenti veramente scandalosi, ma proprio scandalosi. Va bene, dai. Ciao. Ripeto, a volte si esagera. Comunque faccio gli auguri al figlio di Ruggero Pedico, un grande talento, spero che diventi quello che è, perché è un campione già di vita questo ragazzo. Auguri a Pedico, non mi ricordo come si chiama il figlio di Ruggero sinceramente, però tantissimi auguri al figlio di Ruggero Pedico, che gli voglio un sacco di bene, e un bel caffettino me lo toglie nessuno. Buongiorno a tutti e ciao! Buongiorno a questo mondo che... Ciao a tutti ragazzi, vi voglio bene. Che